Luciano, un anno fa quando arriva Spalletti a Di Maro, sa già quello che l'aspetta, insomma, restituire entusiasmo a una città depressa e con una squadra della quale è innamorato, citazione di Spalletti. Fra 2 mesi, sempre innamorato della squadra, ma con quale idea di futuro, con quale orizzonte? Quando siamo innamorati, poi il sentimento rimane forte sempre e poi quello di tentare di organizzare un'altra squadra forte, perché ci sarà sicuramente un mercato dove qualcuno poi, visto la bontà del risultato, come dire, saranno interessati a portarti via qualche calciatore, per cui bisogna riorganizzare quello che è una squadra di un livello per poter ambire a posizioni di classifica importanti. Si sta già lavorando per questo, si vedrà poi il mercato che cosa ci mette davanti e io rimarrò ugualmente innamorato della mia squadra come lo sono sempre stato da quando ho iniziato a fare questo lavoro. Ma difatti si potrebbe denominare quel periodo Di Maro mercato. Quello è un momento, come voi tutti quanti sapete, da sempre molto importante, dove delle cose poi avvengono.